Si moltiplicano da più parti le offerte per aiutare Emanuele Melis e la sua compagna Maria Puddu, i due barboni, rispettivamente di 26 e 18 anni, che hanno bivaccato in Galleria dei Portici, in pieno centro a Portogruaro. Una vicenda, la loro, molto dolorosa e complessa, certo di non facile soluzione. E nel frattempo vi possiamo dire che i due ragazzi sono a Cittadella, in provincia di Padova, dove qualcuno ha offerto loro un tetto per questi 3 giorni, poi forse si trasferiranno a Noventa. Ci sono arrivate anche delle considerazioni, puoi mantenere le immagini, del sindaco di Portogruaro Antonio Bertoncello. Ieri nello speciale elettorale non siamo riusciti a leggerle, lo facciamo quest'oggi. Sono venuto a sapere un fatto che risale al 16 gennaio scorso, che nessuno aveva portato alla mia attenzione. Bertoncello si riferisce alla multa che i due ragazzi hanno subito e di cui abbiamo parlato per primi noi. Ritengo che l'azione dei vigili sia stata a dir poco esagerata. Non si sanziona la povertà. Fare una multa a 2 giovani ragazzi che vivono per strada perché senza lavoro è una scelta priva di qualsiasi valore di solidarietà e civiltà e che non porta alcuna soluzione. Il comando vigili mi ha riferito che sono intervenuti su segnalazioni dei residenti e che in seguito i ragazzi sono stati accompagnati a diversi servizi per essere sostenuti e seguiti, ma pare che questo percorso da parte dei ragazzi non sia andato del tutto a buon fine. Ora è evidente che c'è bisogno però di un intervento assistenziale più specifico, in considerazione della situazione generale di nuova povertà. Con l'assessore ai servizi sociali stiamo mettendo in campo azioni più incisive. Per me questa multa è un provvedimento assurdo e pur rispettando l'autonomia dei vigili sento il dovere morale di intervenire.